In continua crescita i fruitori della riserva naturale orientata di Torre Salsa gestita dal WWF, che si trova nei pressi di Siculiana in Montallegro nella provincia di Agrigento. Lo fa sapere il direttore della riserva Alessandro Salemi, che nonostante il Covid siamo passati da 30.000 fruitori del 2019 a 40.000 nel 2020 e 44.000 nel 2021. Quest'anno ne prevediamo addirittura qualche migliaio in più, sperando di arrivare a oltre 50.000 presenze. Dopo il periodo Covid, diciamo che in primavera già abbiamo iniziato le nostre attività didattiche. Il mese di maggio è stato un mese molto intenso, abbiamo cercato di valorizzare la fauna locale, soprattutto l'ape nera sicola, con un seminario che abbiamo fatto qua a Siculiana Marina, poi anche monitoraggi sull'apifauna, e ora è iniziata la stagione più calda, diciamo, dell'anno, la stagione estiva. Più calda perché non soltanto per le alte temperature, ma perché molti fruitori si affacciano su questa riserva, 7 km di costa incontaminata, tutelata e conservata benissimo, e questo ce lo dicono molti indicatori biologici della riserva. È una stagione altamente a rischio per gli incendi, questa, proprio per le alte temperature che si registrano. Abbiamo iniziato le attività di monitoraggio, soprattutto della caretta caretta che nidifica sulla nostra costa, ma non soltanto monitoraggio sulla caretta caretta. Abbiamo iniziato già dall'anno scorso i monitoraggi sull'entomofauna, soprattutto sui coleotteri delle dune, e stiamo facendo delle scoperte veramente interessanti che ci dicono l'altissima qualità di questi ambienti. Allora, in questi ultimi 2 anni, stranamente, causa Covid, abbiamo avuto un piccolo incremento. Noi siamo passati da circa 30.000 a 40-44.000 di fruitori, e quest'anno ne prevediamo ancora qualche migliaio in più. Come ci stiamo preparando? Sempre con lo stesso lavoro, la vigilanza, la manutenzione e soprattutto la gestione della fruizione. Torre Salsa, essendo una riserva costiera, dal punto di vista della conservazione ha un equilibrio molto precario. Perché è precario? Proprio per la presenza della duna, quindi la fruizione va controllata. Come la controlliamo? Con degli ingressi specifici. Noi abbiamo 2 ingressi, un ingresso principale che si affaccia proprio sulla spiaggia, in cui autorizziamo stagionalmente un parcheggio, e poi ci sono ingressi che possono essere fruiti dalla vicina Bovo Marina o da Montestella, che è prossimo al borgo marinaro di Siculiana Marina. Quindi anche quest'anno stiamo garantendo questa fruizione, stiamo intensificando i controlli, soprattutto pomeridiani, che c'è sempre chi magari o sconosce le regole di comportamento ambientale oppure fa il furbetto. Questi purtroppo ci sono sempre. La riserva di Torre Salsa è una riserva naturale orientata di circa 760 ettari, distinta tra zona A, zona integrale, e zona B, in cui le attività dell'uomo, soprattutto quella agricola, possono essere praticate. Tutta la zona B e parte della zona A è proprietà privata. Circa 200 ettari della zona A sono demanio marittimo. Su questi 760 ettari, 7 km di costa sono all'interno della riserva di Torre Salsa. Il WWF Italia ha intrapreso già da anni una diffusione, l'importanza di conoscere il mondo degli impollinatori, quindi il classico impollinatore che noi conosciamo è l'ape, in questo caso l'ape nera sicola, che nel nostro territorio esiste e qualche apicoltore già ha iniziato ad allevarla, ma soprattutto nel mondo delle epidotteri, delle farfalle e dei coleotteri, quindi c'è una marea di questi piccoli animali che danno il senso della qualità ambientale di questo posto.